Uno scempio ambientale, quello denunciato e successo oggi da Mare Amico ad Agrigento relativamente a quanto avvenuto nelle spiagge di Maddalusa, allorquando una ditta incaricata alla pulizia delle spiagge ha spianato un'intera duna che la natura impiega anni per realizzarla e che fa parte di un ecosistema protetto da leggi comunitarie, svolgendo un ruolo importante nella difesa della costa. Quello a cui abbiamo assistito è una cosa assolutamente inaudita. Praticamente in 2 ore una ruspa della ditta incaricata del comune di Agrigento ha cancellato decine e decine di anni di storia di una duna. Praticamente questa ditta era stata incaricata e aveva l'autorizzazione da parte del demanio e della capitaneria per fare una pulizia superficiale con un mezzo gommato e con la raccolta delle plastiche a mano. Invece questa ditta si è presentata a Maddalusa con un mezzo cingolato assolutamente vietato, ha spianato le dune e poi ha trasportato queste plastiche, non raccogliendo e tutti i rifiuti, al di là di queste dune. Praticamente ha cancellato un habitat naturale che era lì da decine e decine di anni. Lì c'erano dei nidi, dei frattini, che sono un uccello molto raro, e probabilmente, speriamo di no, ha pure cancellato e distrutto il nido di qualche caretta che aveva deposto le uova, perché questo è il periodo. Abbiamo avvisato la Capitaneria di Porto, il demanio che ci ha fatto presente che loro avevano autorizzato semplicemente una pulizia molto leggera ed oggi abbiamo fatto vedere a tutti lo scempio che è avvenuto. Sapete che la ditta? La ditta è quella incaricata dal comune, la SAE, ma lì doveva esserci un direttore dei lavori che non c'era, ci doveva essere l'incaricato del comune e l'ufficio tecnico che non c'era. Questi autonomamente hanno distrutto tutto. Cosa si può fare ora? Nulla, ormai il danno è fatto. Però questo ci deve servire da insegnamento per il futuro. Le spiagge vanno pulite, ma le vanno pulite come si fanno in tutti i posti d'Italia, soprattutto queste molto sensibili come quella di Maddalusa e quella del Viale delle Dune, in maniera molto leggera e a mano. Non è possibile per il futuro rivedere ancora questi scempi. Speriamo che questo serva per evitare per il futuro questi danni. Ci sono gli estremi per una denuncia penale, ovviamente, no? Questo è un disastro ambientale. Cioè, in Italia dal 2015, grazie a una legge di Renzi, questo è un reato penale a tutti gli effetti.